Buonasera, grazie menine. Buonasera, io lo dite io sei Samantha dal WWF di Tartin, che tanti svolti dello scambio in perché dagli animali, ma che lei è con la W, all'UD World Wide Foundation, non sai che vuol dire, e noi siamo con la V normale e all'UD Veres Vedvanes Fulanes. Si tratta sempre di salvaguardia della natura, Loro come simbolo hanno il panda, noi invece troviamo la panda, la 4x4. E poi il panda può avere in estinzione, invece in 9 anni, forse proprio causa eccessiva salvaguardia, o se in espansione continua, o se sempre di più, anche foreste. Ultimamente si è scritta una colombiana che si chiama Esperanza. Di cognome Faz d'Escobar. Esperanza d'Escobar la potevi alla finire, no? Ma di 9. Come sti inseriti tiradenti anche nel cinesute, una simpaticone che lavora in ristorante, si chiama Taolin. E ha detto che anche in Cina esiste una roba di vedrani, ti pareva, non scopindo, una roba che si chiama Om No Ai, ti pareva. Allora, noi siamo un'associazione onlus uniules, senza scopo di lucro, cioè senza scopo proprio, scopo poche nuie, no, ma con scopo di farsi compagnia, di stare insieme, di farti fare le scene, le passeggiate, le degustazioni, fare i cineforum. Ho vinto tutti i DVD di Sex and the City. E noi ci identifichiamo che sono 4 vedrani anche loro, no, perché loro sono pieni di base. E quando va male una storia e vanno a spendere base, anche $4.000 per una borsa. No, quando si avvilida si fa il frico. E lei nessi antidepressivi, nessi Prozac, fanno un bel frico così e dicono io un frico che un uomo domani e via no. Dopo, non personalizzando, anche Sex and City, no, dicono che no, gli uomini non splassano in sex e City. C'è tante fridate che non si fanno. Bon, io sono la PR dal WWF, ma siccome la R mi manca, io faccio la PP, Public Petition. Io sono contenta di seguire a San Daniele, dopo c'è femmine meravigliose, che ho veduto, le donnine, mamma mia. Io faccio la tessera dal WWF honoris causa. Tanto non che mica si vedranno, anche maridades, anche mal maridades. L'importante è che si vedranno dentro. E che mi pare così in tante mitudes, Dopo fare l'affare, no, perché io non voglio da perduta, io per esempio a Portogallo non voglio, perché non è possibile che in un paese solo sei in tante serve, io faccio fatica a pronunciare la R. Comunque un signore ha rischiato quasi di 9 anni, mi si è bloccata la scan web in 9 e non mi avvisavi poi il PIN per sbloccare. Allora ho chiamato la mia amica Onorina Zinardi, detta Rinazzina, perché è sempre raffreddata, sempre, non le chiamiamo nessuna influencer, perché è sempre la prima a chiamare. Allora penso che a Natale vi ho regalato il cestino sanitario, un bel geut dentro il tutto, un trittico di Vicks, Vicks Inex, Vicks Vaporub e Vicks Medi-Night. Dopo davanti a lei Moment, Moment Doll, Moment Rosa e Moment Xin. E davanti a lei Tacchi dal Flu, Tacchi Flu Deck e Tacchi del Tramnuina che come se sapore per 2 anni. Allora, siccome lei è sempre accedi, per evitare che si vi mettete anche dentro un biochetasi, però non è tasuto. E ha detto che gli mancava il Moment Capsule Molli. Dite care urine, a noi le robe molli non nos piace, ecco il sistema. Allora lei è arrivata con la sua borsuta e mi ha detto, certo deve, busco pan o busco fregno? Io ho detto, fra il pan e il fregno preferisco il pan, no? Anzi, se tu hai un po' di Nutella, pasore, e così con tu Nutella a parte, mi è passato il mal di schiena, e così ho commosso che, ma io dopo i 40 anni sono messi proprio di là dove vivo io, Io le hai amate con che dici che la vita comincia a 40 anni. Ma quella dite che monade?
Forse la Montalcini prima di morire a 104 anni. Ma sicuramente lo ha detto un uomo, sotto Cassedi, Paolo Viaggi la Bocca e dai Flair, che il filosofo che dice che la donna a 40 anni raggiunge l'apice della consapevolezza, sì, e dall'apice alla consapevolezza che di lì in alto è il precipizio. E non è che si può tornare indietro, A 40 anni, dopo i 40 anni, hanno femmine e vorresti di aumentare il stipendio per legge, danno un contributo, una social card, supporto psicologico gratuito, perché la vita diventa, oltre che più stressante, un lavoro dispendioso. Si tagliano a spindi besa, manette, nome di cremis per arrivare a tigni d'onghie duchi tox. Perché un cedimento strutturale lento e inesorabile. Una volta non bastava il sapone Camai e la Leo crema e ero a questo. Come avevano le batterie di Bussolos che poteva fare la bancarella a marciare. Un problema per qua con l'inferis. Allora non si può là con l'aereo, perché si supera sempre il peso dei valini, specialmente se tu vai con la che io ecco, che ti disispiri poco, però 10 kg al massimo, per scordio, 15 kg, nome di cremis, non si può là con la nave, perché si rischia di fare la fine dal Titanic. C'è qua adesso che la Concordia, gliela dipende dai la colpa a schettino, perché è gnogno, però quando le andrecciate le nave, ambio due, che di che bande erano in tutti i gabini di femmine. Per il camporato la valisco anche si è ribaltata della nave. Ma d'altronde, come mi viene anche qualche dubbio sul Titanic, sapete? Perché iceberg ha un profumo, ma non stiamo i pozzi che sono passati tanti anni, tornino. D'altronde tutte robe di prima necessità che non scovente. Intanto viene il latte detergente e il tonico rinfrescante. Dopo è crema da giorno, ma mica una qualsiasi, no? E ha dividenti coenzima Q10, l'acido auteuronico, il proretinolo, la provitamina, dopo agne sute, c'è tante cose in che scremis. Ti presenti una scatola così, dentro il barattolo così. 50 ml, una settimana e già le cadute. Dopo lei si è contorno labbra, contorno occhi, perché lei di qui che partisse tutta la tele di Rangi, attenzione. E dopo io la crema da notte che non è mica come che di giorno, no. E poi penge. E ha dentro altri ingredienti che in teoria, intanto che tu dormi, ti riempie le scomieri, sì, mamma. E dopo sono i trucchi, sono tu. Anzi, come ho sbagliato mio. E tu, dopo i 40 anni, perché trucchi, che accadono di restauro. L'indispensabile, preziosissimo fondotinta che ogni anno passa in uno scovente di più, proprio come quantità. Io conosco anche una che l'ho messo con la chiaccia fatta assim come la malte. E per plattare un po' di difesa. E dopo tacchino con la crema corpo, idratante, certificante, crema mani, crema piedi, crema seno per non fare l'urata ai genoi. Per fortuna io che lei le spavaglie. Ha il vantaggio di essere breast style. Anche crema glutei, per mantenere alto il livello culturale. Insomma, nome di cremis non va via il mio stipendio. E dopo io la tinte, o la ricrescita che incubo, ti toglierà ogni 3 settimane del parrucchiere. Anche perché se tu fai sbessare le chiese di che disastro, perché io avevo comprato castello leggendario, che è di Sofia Loren, perché io so mai la gnaccia di Biscardi, io so mai. Ma io mi domando, e ho domandato al primario lassù, ma tutti sanno... Il primario mi ha punito. Tutti sanno femmine, ma tutta la vita contributi sangue ogni mese. Gravidanze, fisici, smagliature, cellulite, anche quando alla fine tutto non si sta in pace. Volevi al tanto.
Menopausa, vonde, tu hai finito, poi sghiorditi la vita. Sì, ma neanche pavide, vampadi, scalmani, osteoporosi, depressione. E allora? E da qualche rogna anche a loro? Io non un tinini di prostatite così a passando per faviodi. Loro, quei chiavetti bianchi, davanti in briciolati, interessanti. E non sono in befani. Loro poi di là, con tutti i pei dappertutto e i disinvirile, ah. E noi invece troviamo il pelo superfluo. Ma perché non si pela lei superfluo? E sono tutti quanti al superfluo, che io ho veduto un film degli anni 70, Laura Antonelli, che poi il telefono, un pantiere vive! E nessuno diceva noi come no, quindi... ma perché non sfarsi innanzi senza te allora? Ho quindi là dei statisti che mo per farlo smassacrare e da un qualche disgrazia anche a loro. Va bene, loro è già che disegna su Soms, d'accordo? Ma che è una disgrazia che anche che non scuola sul chiafano e tutto per un miluccio. Ma porca Eve! O porca miseria come che diceva la signora! Oh, gli ha fatto mangiare un miluccio, mica la Nutella! E dopo scusa, lui poteva tirare fuori i sbagli se di no? E beh se la cosa si è inchiappata su Nutella! E non va mai in prescrizione che è un reato di miluccio, Per non chiacchierare, dopo i 40 anni c'è difficile che diventi un rapporto con l'altro sesso. Se tu sei sborosata o maritata, tu diventi una potenziale cornuda. Si faccia che lui intanto è diventato interessante, briciolata, e ha una schiria di pluriventenni che gli fa gli occhi dolci, ma non sta preoccupato che non ti lascia. 1 su 1000 ce la fa. L'uomo sta ben colpito in 2 scarpe, sta ben che mai. Se tu sei single invece, tu diventi una potenziale vedrane. E la differenza le sapevi, no? Single è una roba provvisoria, transitoria, reversibile. Vedrane alla definitiva. E chiatelo tu, no? Dopo i 40 anni. Ecco, come mi chiappi una licenza poetica o mi esprimi con un linguaggio da Joms. Allora, dopo i 40 anni, a chilometri zero, di tua età, non tu chiatti. E anche se tu avessi sticchiato un tipo, lascia stare. Un motivo sarà, no? Se nessuno lo ha creato. Altri creare un po' di te io. Bon, tu chiatti forse qualche don di prima immatricolazione, qualche giovincello, ma che lì, fai in pratica, tu gli fai di nave a scuola per un po', che poi ti parcheggi in bande e vanno a fare pratica con questo dell'età. E tu resti lì a aspettare il carro attrezzi, via tu. Se ti conviene, usato da rottamare anche a sbregaballoni. E sono uomini divorziati, separati, con storie traumatiche alle spalle, sono dei residuati bellici che se non tu hai un tenere di vocazione di croce rossina ti prei lasci scare. Qualche donna si butta sull'usato sicuro. Gli uomini di che saltano. Sono, Noi chiamiamo gli OGM. Per noi OGM sono uomini già maritati. E una mia amica che sono anni che sta con tu già maritata. Allora dite, ma ci non puoi dire una frutta biele come te contentarsi di un uomo per metà? Tranquilla mia, dite, non sta preoccupata che hai la metà che mi interessa a me. Ah, buon. Allora, e dopo sono che come me, che si buttano là a fare bird watching, che là io c'è, ma non sul faretto, no, in sauna a mangiare. Qualche volta piuttosto che noi è il mio piuttosto, no? E che ho dentro all'Ikea e hanno fatto che svedese dall'ostia faceva anche i morosi prima o dopo, no? Che ti aveva le schiatole con la bugola e tutto il monte sti buttatori e dopo finita tu lo smonti tu lo metti ste schiatole, io non vi trovo che lo fai. Insomma,
dopo i 40 anni, non svela la cellulite, non svela la cervicale, non scala la vista, se sentite qualche più ventenne che ha cavato i centimetri, non sono che io, non poi, e sono che da lì che di allontanare proprio da lei, io ho 40, io ho 50, se tu mangi un po' di pui la sera, e vieni a chiattare il cinghialotto, ti smetti sulla panza, ti chiari così, e se non tu hai la brioche sul comodino, tu perdi tutto l'agno. Tu perdi su un agno, ti vuoi in 3 giorni per recuperare. Tu hai sa che magia dei 40 anni, questo nuovo inizio, per me è l'inizio della fine. E poi vorrei domandare che filosofo che dice che la vita comincia a... Se la vita comincia a 40 anni, allora, perché non sono fatti nascere tanti tempo prima? Mistero glorioso. Bon, io, come di là che vi di viaggio una sede qui a San Denis, vi fa salutare dalla nostra presidentessa emerita, che non è fulana, ma è talmente veterana che emerita proprio di fare la presidentessa. Signores e signori, Catine! Grazie. È un onore per me partecipare a questa serata bellissima, conoscere di persona queste signore che le ho viste sempre sulle etichette della grappa, perché io sapete ho una laurea in scienze ambientali, ho sempre lavorato negli ambienti, nei ristoranti, nei bar, quindi per me nonnino era questa etichetta, queste 4 donne splendide, vederle dal vivo è una cosa bellissima e ti fanno innamorare ancora di più di questa regione. Voi sapete che io non sono friulana, sono del Tacco, più che del Tacco della Caviglia, del West Robos d'Italia. Si chiama Basilicata, è famosa perché non lo conosce nessuno. Adesso forse con Matera, capitale della cultura, le cose sono cambiate, almeno adesso la mia lucanità la attribuiscono a Matera, non più a Lucca, che prima sono case di Lucca. E veramente se Matera è diventata capitale della cultura lo dobbiamo a un friulano di Ciasassa dal nome Pierpaolo Pasolini. È stato lui il primo a vedere la bellezza da Basile, poi Mel Gibson ha visto il film di Pasolini ed è arrivato dopo. Comunque vi do un consiglio, andate a vedere Matera, che è una città splendida, ve lo dico in inglese, Light, che è bellissima. E io ormai 27 anni fa sono venuta su per cercare lavoro, perché lì lavoro non c'è, sono capitata per caso in Friuli Venezia Giulia, adesso posso dire che è stato l'intervento divino buono e più che integrata io mi sono innamorata di questa terra che è piccola ma sorprendente, della biodiversità del suo territorio, della sua lingua, della sua gente, perché non puoi innamorarti di una lingua senza innamorarti di chi la parla. La lingua racconta la storia di chi la parla e la storia del Friuli è proprio veramente mi è entrata nel cuore. Adesso io mi sento come la donna che venne chiamata Due Cuori, come quella solo che a me mi chiamano Veleli che ye. Appena mi vedono Veleli che ye, dice ye e ye. Sei tu sicura? Sì, io so io. Sei tu? Sì, io so io. Bene, dai, adesso dobbiamo concludere, grazie. Spero che ci rivediamo in giro per il Friuli.